Parlando di comfort, chiaramente parliamo di una situazione necessaria all'uomo e che è ben standardizzata dal punto di vista delle nostre necessità. Il nostro corpo è sostanzialmente una macchina termica che necessita di stabilizzarsi all'interno di una certa temperatura. Il suo comfort dipende chiaramente dalla circolazione del sangue, che è il vettore che trasporta il calore all'interno del nostro corpo, e quelle che sono le parti più distanti, cioè i piedi, le mani, quelle parti che sono meno irrorate di sangue, sono quelle che chiaramente necessitano dall'esterno una maggior quantità di calore. Se pensiamo alla curva ideale del comfort di una persona, appunto, troveremo che le parti più basse del nostro corpo, cioè i piedi, necessiteranno di avere una maggior quantità di calore, a differenza al salire dell'altezza all'interno della stanza della nostra testa, che invece necessita di un minor calore dovuto alla maggior irrorazione di sangue. Da questo punto di vista, se raffrontiamo la curva del comfort ideale con quella, ad esempio, di un sistema radiante, che è quello che più si avvicina alle nostre necessità, troveremo appunto un sistema che riesce a generare calore, una maggior quantità di calore nella parte bassa dell'ambiente, e al salire di questa, proprio perché l'irraggiamento diventa più difficile e necessita di maggiore energia per trasferire il calore, tenderà ad azzerarsi a circa 2,70 m di altezza. Questo a differenza di un sistema ad aria, quindi il classico sistema convettivo che può essere il termosifone, che può essere il venticonvettore o può essere lo split che adoperiamo a casa, chiaramente abbiamo una netta differenza nella gestione del calore perché proprio il moto convettivo, proprio per come è generato, riscaldando l'aria più fredda e portandola verso la parte più alta della stanza, tenderà a fare l'esatto opposto di quello che è il nostro comfort ideale. Quindi ci troveremo con maggior calore nella parte alta dell'ambiente e chiaramente questo è una dispersione di energia che non è necessaria al nostro comfort. Un'altra delle parti fondamentali da tenere in considerazione quando parliamo di comfort è che la temperatura reale che noi misuriamo non è quella che, come ci hanno abituato, è quella che leggiamo nel termostato, ma quella che realmente andiamo ad avere all'interno di un ambiente è quella che viene definita temperatura operativa, cioè la media tra la temperatura media radiante, cioè le superfici che si avvicinano al nostro corpo, e quella che è la temperatura dell'aria. Più scaldiamo le superfici, più tenderemo ad abbassare la temperatura dell'aria che, essendo esso un isolante, è difficile da poter portare in temperatura. Quindi un altro dei vantaggi di un sistema appunto radiante, come abbiamo già visto, oltre al comfort, è quello di avvicinare ancora di più e facilitare il sistema di comfort tramite appunto una temperatura media radiante più elevata e che, come possiamo vedere con un esempio pratico, se in questo caso vogliamo 20 gradi all'interno dell'ambiente, lo possiamo raggiungere o innalzando molto l'aria, quindi ad esempio 23 gradi con una superficie comunque con una temperatura media radiante mediamente alta, cioè circa 17 gradi, oppure lo possiamo raggiungere abbassando la temperatura all'aria, ma alzando quella che è la nostra temperatura media radiante, ad esempio con un sistema radiante che può essere un pavimento, un soffitto, una parete, andando così ad avere lo stesso comfort, ma scaldando molto meno l'aria, quindi con una maggiore efficienza. Allo stesso lato, nella fase estiva, possiamo anche qui operare abbassando la temperatura dell'aria, mantenendo le temperature medie radianti delle superfici più elevate, oppure possiamo lavorare chiaramente in maniera più efficiente nell'abbassare la temperatura delle strutture, andando poi di conseguenza ad alzare la temperatura dell'aria e quindi non impegnando energia per ridurre la temperatura di quest'ultima. MT nasce nel 76 come distributore di materiali termoidraulici dedicati all'installatore, e quindi la nostra nascita nasce nel mondo della distribuzione dell'acqua e nella sua regolazione. Da questo MT ha deciso di evolversi come sistemista e di diventare un player del mercato che proponga soluzioni innovative, ma soprattutto ad alta efficienza energetica nel mondo del riscaldamento. Quindi alla distribuzione in sistemi multistrato, sia per acqua calda sanitaria che per riscaldamento, si va ad affiancare in primo luogo i sistemi di emissione, quindi i sistemi radianti in primis, perché sono sicuramente quelli a maggiore efficienza, a maggior comfort, con soluzioni come il pavimento, il soffitto radiante, la parete radiante, in diverse soluzioni che dipendono dalle esigenze, che possono andare nel campo della ristrutturazione e nel campo della nuova costruzione. A questi sistemi, che sicuramente sono quelli più efficienti, si affiancano altri sistemi magari più economicamente
ridotti o comunque con esigenze differenti nella fase di installazione, che sono i sistemi a ventili convettori e i sistemi radiatori. A questi abbiamo affiancato, grazie alla nostra esperienza, la costruzione di generatori che permettano la massima efficienza all'interno delle diverse necessità che l'utente può trovare. Partendo da quello che per noi è il fiore all'occhiello, cioè Mirai, che è la pompa di calore che proponiamo sul mercato, fino ad arrivare ai sistemi ibridi composti da caldaie e pompe di calore. Da questo punto di vista, il nostro grande lavoro è stato quello di mettere assieme questi prodotti e grazie all'elettronica e grazie all'esperienza costruita negli anni da MT, di generare dei sistemi di controllo che permettessero di migliorare l'efficienza e la generazione e l'utilizzo del generatore in genere. Abbiamo lavorato molto, come detto precedentemente, nella costruzione di un sistema di regolazione che efficientasse il sistema di generazione del calore e questo è appunto Febos 4.0. Nasce da un prodotto che abbiamo sviluppato circa 12 anni fa e che continuiamo ad evolvere nel tempo, che tende a, soprattutto nelle pompe di calore, a sviluppare la massima efficienza per il generatore. Uno dei limiti delle pompe di calore è quello che all'abbassarsi della temperatura esterna si abbassi l'efficienza del sistema. Quindi quando noi utilizziamo la nostra pompa di calore durante la notte, l'efficienza che questo generatore avrà sarà nettamente inferiore a quella che potremo avere durante il giorno. Grazie a degli algoritmi interni e grazie a una nostra costruzione di un sistema di lavoro della macchina, Febos 4.0 tende appunto a evitare questa problematica, cioè tende a usare il sistema radiante per caricarci dell'energia durante il giorno, quindi laddove abbiamo un fotovoltaico anche grazie all'utilizzo della nostra energia, per poi utilizzare quell'energia durante la notte, evitando il più possibile che la pompa di calore tenda ad accendersi e quindi a consumare energia, sviluppando quindi un effetto di accumulo durante il giorno e un effetto di diciamo, rilascio di quell'energia che abbiamo messo all'interno del nostro accumulo, che è di per sé il nostro massetto o il nostro sistema radiante, per mantenere la temperatura all'interno di quell'ambiente confortevole anche durante la notte senza consumare energia. Il sistema inoltre è dotato di un sistema di misura e di memorizzazione delle informazioni che permette un'analisi di tutto quello che è il proprio utilizzo all'interno dell'edificio e quindi potendo andare a vedere quella che è l'energia che abbiamo prodotto, quella che è l'energia che abbiamo consumato per tutto il nostro edificio, quella che è l'energia specifica che andiamo a utilizzare per la nostra pompa di calore, verificare durante un periodo, ad esempio un periodo di riscaldamento completo di un anno, quelle che sono i nostri costi di esercizio di un sistema, del sistema di generazione del calore e soprattutto andando a verificare quelle che possono essere le efficienze che il nostro generatore ha avuto sul nostro singolo impianto. Quindi andando a dare all'utente la possibilità di verificare tutte quelle che sono le principali caratteristiche di funzionamento del proprio edificio e di conseguenza, visto che all'interno del nostro edificio abbiamo una pompa di calore, quello che è il costo e il consumo del sistema in pompa di calore.